Le società benefit, l'avanguardia della nuova impresa che avanza. Corriere del Veneto, domenica 12 maggio 2024. Se le contiamo, passano quasi inosservate perché sono ancora allo stato di zero virgola nel panorama imprenditoriale italiano. Alla fine del 2023 erano poco più di 3.600, pari appunto allo 0,12% di tutte le realtà iscritte nel registro imprese. Ma se le pesiamo con le metriche contemporanee, allora si scopre che siamo di fronte a un'autentica avanguardia che indica un nuovo modo di interpretare l'essere e il fare impresa, un modo più coerente con le sfide dello sviluppo sostenibile in termini sia ambientali sia sociali. Sto parlando delle imprese for profit che grazie a una specifica legislazione introdotta in Italia nel 2016, secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti, possono assumere anche la qualifica di società benefit, inserendo nei propri statuti l'impegno di creare valore per tutti i portatori di interesse e di perseguire obiettivi di beneficio comune che vanno oltre il profitto. A dire che sono un'avanguardia è l'analisi descrittiva e di redditività contenuta nella Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2024, pubblicata la scorsa settimana e frutto della collaborazione tra Assobenefit, Infocamere, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Vendesi e Taranto, Direzione Studi Intesa San Paolo, Nativa e Università di Padova. È stato messo a confronto un campione chiuso di società benefit con un insieme di aziende omogeneo per macro settore e per classe dimensionale. Il periodo analizzato è stato 2019-2022, gli anni che hanno visto la nostra società sperimentare anche la pandemia da Covid-19. I risultati sono tutti concordanti e indicano senza indugio una nuova strada da percorrere. In termini mediani, le società benefit crescono di più. L'incremento cumulato del fatturato nel periodo considerato è stato pari al 37%, a fronte del 18% delle altre imprese. Le società benefit hanno aumentato in modo più significativo il valore aggiunto per addetto, arrivando a 62.000 euro a fronte di 57.000. Ma soprattutto le società benefit hanno livelli retributivi mediani superiori del 7,9% rispetto alle imprese non benefit, 41.000 euro per addetto a fronte di 38.000. In altre parole, e in breve, anche usando le metriche consolidate, quelle economico-patrimoniali, finanziarie, le società benefit non sono come le altre, ma è entrando negli statuti di ciascuna di esse che emerge per davvero l'originalità di questa avanguardia. E questa originalità si manifesta con una nuova metrica e un nuovo linguaggio. C'è chi scrive che l'azienda si impegna per motivare le persone che lavorano al suo interno e che contribuiscono ogni giorno al successo dell'azienda. Si impegna a valorizzarle e a motivarle attraverso una relazione ispirata al rispetto personale e alla valorizzazione delle diversità, considerando una priorità assoluta sia la sicurezza sia i diritti. C'è chi si impegna al rispetto dei diritti dell'essere umano in tutta la filiera dei fornitori, rispettando i vincoli imposti dall'ambiente e dalla società civile. C'è chi dichiara che la retribuzione media dei soci operativi e dei parenti di primo e secondo grado deve essere allineata ai livelli di mercato e che il differenziale retributivo rispetto alle maestranze deve essere contenuto entro una certa e limitata percentuale. E c'è chi, senza tentennamenti, mette nero su bianco che gli utili conseguiti in ciascun esercizio, fino al 10%, saranno destinati a favore di iniziative coerenti e destinate a soggetti meritevoli e operanti all'interno delle finalità di beneficio comune che l'azienda stessa ha riportato nello statuto. Ci sono buone ragioni per affermare che le aziende che seguono questi principi hanno maggiori opportunità di attirare il capitale umano, più o meno qualificato a seconda del mestiere, che in questo orientamento si rivede e che avrà maggiore disponibilità
a sostenere con impegno e coinvolgimento gli obiettivi aziendali. Perché sì, se è vero che le maestranze non possono più e non sono più disponibili a lasciare i loro valori a casa, è altrettanto vero che le imprese avranno le maestranze che si meritano, e solo quelle. Comunque la si veda, siamo di fronte ai primi segnali di un mutamento epocale nella natura della comunità imprenditoriale, anche familiare, che cambierà in modo irreversibile le imprese, le nostre comunità e la nostra economia. Qualche mese fa ho avuto uno scambio epistolare con Andrea Illi, nel suo ruolo di fondatore della Regenerative Society Foundation, che ha la missione di accelerare la transizione verso un capitalismo responsabile e rigenerativo. In un passaggio della sua lettera mi chiedeva cosa può fare l'impresa familiare per diventare rigenerativa, guidando l'evoluzione del capitalismo verso la creazione di valore economico, sociale e ambientale. Una parte della risposta alla domanda di Andrea Illi sta nella ricerca nazionale sulle società benefit 2024. Buona lettura.